Il recipiente di Eternit abbandonato in via Persandi Mattarella a Favara è stato rimosso. A segnalarci la presenza in strada del rifiuto speciale era stato un cittadino, lo stesso che oggi ci ha informato dell'avvenuta rimozione. Segnalazioni che abbiamo verificato direttamente sul posto. Della presenza della vasca di Eternit in via Persandi Mattarella ce ne siamo occupati nel TG di ieri in un servizio giornalistico. Il recipiente era stato abbandonato da ignoti nella notte tra domenica e lunedì scorso. Al momento non si conoscono i dettagli delle operazioni di rimozione. L'abitante della zona si chiede se a rimuovere la vasca sia stata una ditta specializzata incaricata dal comune di Favara o semplicemente qualcuno che ha preferito spostarla, forse in altro luogo. Nella sua email ci informava anche di non essere a conoscenza né dell'autore né dell'orario dell'operazione di prelievo. In ogni modo, il cittadino ha ringraziato la nostra emittente per la tempestività con cui abbiamo reso pubblica la segnalazione, grazie alla quale il recipiente in amianto è stato comunque rimosso dalla sua zona.